diceva sempre che voleva morire, se doveva morire sulla sua vigna. È andata così, però mi mancherà tanto lo stesso. Un lavoratore instancabile, Vittorio Scarpel, che per tutta la vita ha percorso le salite delle colline di Col San Martino per coltivare le viti di prosecco che hanno reso celebri quei territori. E c'è anche la sua fatica di una vita tra quelle delle tante persone che hanno portato a quel riconoscimento. Terre che continuava a coltivare nonostante fosse già in pensione, ma che non avrebbe mai rinunciato a curare. Non sarebbe mai stato fermo, lui ha sempre lavorato in vita sua. Sarebbe mai morto in poltrona con un libro, lui. Una cittadina che si stringe attorno al dolore di familiari e amici, primo fra tutti il sindaco Mattia Perencin, tra i primi ad arrivare sul posto. La mia vicinanza va ovviamente a tutta la famiglia per la perdita insomma, del padre e del familiare, quindi veramente una tragedia molto brutta che ha messo sotto shock l'intera comunità. Una comunità attonita di fronte all'ennesima tragedia che ha riportato alla memoria quelle avvenute con dinamiche molto simili in questi territori, continua il sindaco, unendosi al ricordo commosso per Vittorio Scarpel. Sono quelle persone che hanno sempre lavorato la terra con passione, con amore e ha sempre fatto di fatto l'agricoltore, quindi conosceva bene anche le nostre colline, il lavoro della terra, la fatica anche nel lavorare i vigneti, soprattutto sulla zona delle rive per così dire eroiche, quindi veramente una tragedia che non ci voleva.